Vita o morte, salvezza o retrocessione, tutto in 90 minuti o in 120 tra Castrum Favara e Licata, spareggio play-out per mantenere la categoria o per scendere nuovamente in eccellenza a 2 risultati su 3. La squadra di Infantino, in virtù della migliore classifica, può invece solo vincere quella guidata da Pippetto Romano, la quale cerca un vero e proprio miracolo al cospetto di uno stadio Bruccoleri e di una cornice di pubblico particolarmente calda e vibrante. Si comincia con le immagini curate come di consueto dal nostro Giuseppe Montalbano e con un batti-ribatti molto pericoloso all'interno dell'area di rigore del Castrum Favara. Alla fine risolve Tommaso Scuffia con l'uscita bassa, ma se il Licata fa partire subito uno squillo è ancora più forte quello di Lapiana. Conclusione straordinaria che si va a stampare sulla traversa, sembrava battuto Rossi. Dall'altra parte calcio d'angolo con il colpo di testa, la palla che si perde lontano dallo specchio della porta col tentativo di Lucchese. Poi ancora un tentativo da parte di un Licata partito sicuramente bene nel corso del primo tempo. Qui la palla attraversa tutto lo specchio dell'area di rigore con Minacori che non riesce a intervenire, e sul rinvio da parte di Filippo Rossi il signor Galiffidi di Alghero fischia la fine del primo tempo sullo 0-0. Ai punti meglio il Licata, e con l'inizio del secondo tempo ci provano ancora gli ospiti con questo calcio di punizione, il tentativo di testa e la palla che attraversa tutto lo specchio della porta. Ci ha provato Brumat, entrato nel corso della partita. Ancora gli ospiti che ci provano con questo lancio dalle retrovie, altro colpo di testa con la palla che non trova lo specchio della porta con Maimone. Ma qui attenzione, perché su questo lancio si fa cogliere impreparata la difesa del Licata, e allora Bontà col colpo di testa a superare Rossi. Il classe 2005 porta in vantaggio all'improvviso il Castrum Favara, ed è una rete pesantissima da parte di uno dei più giovani in campo tra le file del Castrum Favara. Gli abbracci con i compagni della panchina, qui strattonato leggermente Varela come vediamo dal replay, ma è bravissimo con questo colpo di testa telecomandato Bontà a battere Rossi. Sale sulle ali dell'entusiasmo il Castrum Favara, che qui con questa azione e con Sandro Baglione trova il gol del 2-0. Non poteva mancare la firma di uno dei giocatori più rappresentativi del Castrum Favara, che nel giro di pochi minuti trova 2 gol pesantissimi. Esplode l'entusiasmo sugli spalti del Bruccoleri, l'esultanza di Nacho Varela e Sandro Baglione, 2 degli uomini simbolo del Castrum Favara, che poi cerca di sfruttare gli spazi in contropiede con Lapiana che calcia col sinistro, la palla che si perde fuori. Si rammarica il numero 10 del Castrum Favara. Poi su questa situazione una scaramuccia al limite dell'area di rigore e arriva il cartellino rosso rivolto in questo caso a Lanza, rosso diretto. Poi pochi minuti dopo si stacca la rete della porta difesa da Scuffia dopo una serie di strattonamenti da parte dei tifosi del Licata. Si lamenta Scuffia, ma il direttore di gara, il signor Galiffidi di Alghero, decide per la sospensione per circa mezz'ora. Poi viene sostituita la rete e si può ripartire con Lapiana che mette in mezzo il pallone. La conclusione fuori misura tentata da Camilleri, poi strattonato Varela, ma riesce a inserirsi Baglione che corre verso l'area di rigore, vede sul secondo palo Lapiana, stremato, stanchissimo, non inquadra la porta il numero 10 della Castrum Favara. Poi azione per chiudere la partita, per cercare di chiudere quantomeno con l'orgoglio del gol della bandiera per il Licata, con la sfera che viene recapitata sulla destra, il controllo da parte di Minacori. Conclusione con Scuffia che difende questo clean sheet, l'ultimo della stagione, perché finisce qui la partita dopo l'espulsione di Camilleri che riporta momentaneamente in inferiorità numerica il Castrum Favara, pari rispetto al Licata, ma conta il risultato 2-0 per il Castrum Favara, che rimane in Serie D. Licata in eccellenza. Da Sportisili è tutto, alla prossima.